sono Tommaso Rigoni, titolare della gelateria Rigoni di Sovizzo e la mia passione del gelato l'ho avuta lavorando come gelatiere in una gelateria storica di Vicenza. Dopo 2 anni che lavoravo lì ho avuto questa opportunità di rilevare questa gelateria perché ho visto un'occasione di business, diciamo, nel lavoro che era la mia passione e ho deciso di intraprendere questa avventura. Quest'anno è il 10° anno. I miei bisnonni provengono da Asiago. Nel 1900 hanno iniziato qua a Sovizzo a fare i casari. Il mio papà e i miei zii non hanno continuato, diciamo, la tradizione di famiglia. Io invece non so per che vocazione, ma sono, diciamo, ritornato a fare il lavoro di una volta, che non è quello legato al formaggio, però è sempre inerente a un lavoro artigianale legato al latte, però in questo caso più dolce, facendo il gelato. Ho deciso di diventare maestro artigiano per dare, diciamo, un valore aggiunto alla mia attività. Mi fa onore, insomma, sono onorato di farne parte. Ho scoperto questa riconoscenza tramite dei miei colleghi di un'associazione di accademici italiani gelatieri a cui faccio parte. Con il Confartigianato noi collaboriamo da quando siamo aperti. Mi sono sempre appoggiato per le buste paga, ma anche per il CAEM, che ogni anno tratta con le varie compagnie elettriche per avere il prezzo migliore per i soci. E quindi artigiani sempre sul pezzo.